Ciao, sono Luca Gottardo e sono a Merlengo in questo giardino condominiale di un bellissimo appartamento in contesto condominiale di sole 4 unità, su una stradina tra l'altro chiusa al traffico. Ecco, il condominio ha rifatto il tetto con la guaina e hanno rifatto pure le grondaie. Qui l'appartamento è completamente autonomo, con la caldaia cambiata 4 anni fa, l'hanno messa a condensazione e su un bel ripostiglio, comodo anche per mettere magari attrezzatura. Abbiamo il garage, abbiamo il posto auto e ci sono 3 camere, 2 più studio e il bagno. La cucina è separata dal soggiorno. L'appartamento è al primo piano, quindi ha il suo terrazzino, mentre al piano terra c'è il garage. Garage comodo per una macchina e poi si allarga all'interno. In fondo ci sono gli attacchi per la lavatrice, quindi acqua e anche gli scarichi. E da questa porta si accede al vano condominiale, quindi c'è l'accesso interno. Di qua invece il posto auto, che tra l'altro è coperto. Allora vieni che ti faccio vedere l'appartamento. Ed eccoci qua, entriamo proprio nel vivo dell'appartamento, con tutto il pavimento rifatto e faccio notare che effettivamente questo soggiorno è molto ma molto grande. Parliamo di più di 25 metri solo di salotto perché la cucina è separata ed ha il suo terrazzino. La cucina appunto separata ovviamente ha la sua zona pranzo, un tavolo anche piuttosto grande e vedete che insomma resta spazio per tutto quello che serve fare in cucina con tanti piani d'appoggio. Qui invece abbiamo comunque questa zona corridoio organizzata molto bene con quello che potrebbe essere un appendiabiti, ma l'appendiabiti lo troviamo anche in questo armadio a muro, comodo anche come ripostiglio per scope, aspirapolvere, insomma quello che serve anche per le pulizie. Per la zona notte partiamo da questa che è la camera più grande, vedete che effettivamente è tanto grande, nel senso che è una matrimoniale, quindi appunto il letto a doppia piazza con i vari comodini, l'armadio e il comò, quello che serve appunto per una camera. Tra l'altro quella finestra grande fa entrare molta ma molta luce, soprattutto nel pomeriggio. Qui abbiamo il bagno, un comodo bagno con la doccia e ricordo che appunto gli attacchi per la lavatrice sono giù in garage. Questo è uno studio o comunque potrebbe tranquillamente essere una terza camera, ovviamente il letto potrebbe essere messo qui, vedete c'è posto anche per un armadio o una scrivania, anche questo ben illuminato. E qui invece appunto l'altra camera, quindi veramente molti spazi in questo appartamento adatti appunto per una famiglia anche numerosa. Allora, ricapitolando gli accessori, qui abbiamo il climatizzatore, la porta blindata, zanzariere in tutte le finestre e le utenze autonome, compreso il riscaldamento con la caldaia a condensazione cambiata 4 anni fa. È un affare? Lo lascio decidere a te, però vieni a vederlo e chiamami.